Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio Libertà, bentornati in questa ultima puntata di questa stagione di Giallo Radio Club. E oggi, che è l'ultima puntata della stagione, vogliamo fare un po' un recap, così si dice, di Garlasco. Perché? Perché di fatto questa trasmissione si chiama Giallo Radio Club e quindi parla di gialli, di casi che sono rimasti irrisolti, oppure che comunque sono stati per un periodo dei gialli, magari poi anche risolti. In questo caso però, abbiamo, tutto, cioè nel senso abbiamo un fatto che inizialmente è un giallo, che poi viene risolto con una verità processuale che non convince, il condannato, ma che non convince anche a questo punto una procura della Repubblica che dopo 19 anni, parte con una nuova inchiesta. Quindi è qualcosa di davvero unico ed è per questo, che ne parliamo tutti ed è per questo che ne parliamo anche qui a Giallo Radio Club. Ne abbiamo parlato in tantissime puntate dall'inizio di questa stagione, non sempre ovviamente perché, abbiamo trattato anche tanti altri casi, tanti altri gialli, cold case, casi controversi. Però, insomma questo qui è sicuramente il caso più importante di quest'anno, del quale peraltro mi sto occupando io direttamente per il Settimanale Giallo e per il mio canale YouTube anche. Per cui oggi, in questo viaggio un po' nel recap di Garlasco, abbiamo voluto con noi, 2 beniamini della trasmissione, cioè 2 persone che comunque sono già, professionisti che già, sono stati con noi. Beh, prima di tutto l'ex maresciallo, diciamo ex visto che c'è qualcuno che dice che non sei più un maresciallo, però per me carabinieri si nasce e si muore, quindi vabbè per me sei il maresciallo. Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco proprio quel 13 agosto 2007, quel maledetto 13 agosto 2007. Bentornato Franco. Grazie Laura, grazie a tutti voi per l'invito. E poi abbiamo qui il nostro avvocato Alessio Erasmo Antonelli, giurista, La legge senza toga, si chiama il suo canale YouTube, che davvero, ci sta offrendo pillola per pillola, giorno dopo giorno, nei suoi 15 minuti a mezzogiorno, degli spunti davvero molto interessanti per capire come, ci si muove dal punto di vista proprio giuridico in questo caso, che sembra quasi diventato uno show. Non so se dopo riuscirà a raggiungerci per qualche minuto perché è impegnatissima e anche lui impegnatissimo, l'avvocato Antonio De Renzi, l'avvocatessa Elisabetta Aldovrandi, che si occupano, in modi diversi della difesa di Alberto Stasi. Non so se riusciremo, però comunque ci salutano sicuramente tutti, sono tutte persone che abbiamo sentito nel corso di quest'anno più volte. Allora, bentornato Alessio. Ben trovati, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, iniziamo da Francesco. Dunque, Francesco, ricordaci, lo so che lo fai spesso, te lo chiedono spesso, però visto che è l'ultima puntata e visto che tra l'altro siamo anche vicini all'anniversario della morte di Chiara, ricordiamo peraltro Chiara prima di tutto, la vittima, questa ragazza di 26 anni che, stava iniziando a costruire il suo futuro, era una donna di fatto, con un fidanzato storico con cui non c'era nessun problema, un rapporto sereno. Che viene di fatto trucidata, davvero trucidata, perché è stato un omicidio davvero efferato, nella villetta di via Pascoli dove abitava coi genitori durante la vacanza dei genitori, cioè i genitori con il fratello erano in vacanza in montagna in Trentino, in Alto Adige anzi, e lei appunto era a casa da sola perché voleva fare un po' delle prove di convivenza col fidanzato Alberto. Ebbene Chiara la mattina del 13 agosto,
alle 9:12, da quello che sappiamo apre, cioè, toglie l'allarme dalla casa, probabilmente perché si alza, e probabilmente farà colazione perché si trovano dei resti, poi parleremo proprio di questo oggi, e, di fatto non sappiamo bene a che ora sia deceduta. Sappiamo che alle 13:50 il suo fidanzato, che era a casa a studiare, a completare la tesi, e che l'aveva salutata la sera prima dopo mezzanotte, dopo che appunto insieme anche avevano lavorato a quella tesi, preoccupato appunto perché lei non risponde, va lì, a vedere che cosa sia successo, e fa questa macabra scoperta. Sarà poi proprio il racconto di Alberto, perché Alberto non la soccorrerà, chiamerà il 118 mentre va in caserma, sarà questo che porterà i primi investigatori a non credergli, e poi ad andare avanti su questa strada che poi porterà, ci spiegherà come, Alessio alla condanna nel 2015 definitiva, ecco. Allora Francesco, ricordaci i primi momenti. Tu non eri a Garlasco quel giorno, l'hai detto più volte. No, Mh. ero a trovare la famiglia a Eli Ferraresi. Quando mi hanno portato a conoscenza, ho salutato la famiglia, mi sono messo in macchina e sono rientrato alla volta di Garrasco. E arrivo più o meno davanti alla villetta in via Pascoli verso le 16:45 più o meno. Arrivo lì, vengo portato a conoscenza di quello che era successo, mi infilo i calzari, mi metto le mani in tasca e dentro. Pronti via, quello che secondo me ha colpito subito è quella chiazza di sangue all'inizio, proprio dove ci sono le scale che portano al piano superiore. Poi un altro ricordo che non andrà mai via sono tutti quegli schizzi di sangue che sono entrando sulla parete sinistra, dove praticamente c'è la presenza anche del telefono fisso. Poi sono andato a vedere in fondo, ho visto la saletta ma non mi interessava, sono tornato indietro, mi sono affacciato e ho visto il corpo della ragazza in fondo alle scale. Dopodiché il mio compito, quello di fissare quello che era successo, è stato più che sufficiente. Poi sono rientrato in caserma con col brigadiere Pennini, che era lì che mi stava aspettando. Che ha fatto le prime fotografie. Cosa ti avevano detto al telefono? Te lo ricordi? Al telefono mi hanno detto che avevano trovato il corpo di questa ragazza. In casa, morta, Sì, uccisa. morta. Senti, Morta. che sensazione hai avuto subito? Chi potesse Ma la essere stato? la sensazione da subito a livello personale è la crudeltà posta in essere sul corpo della povera Chiara. La crudeltà, la violenza. E la seconda cosa, sono sempre le solite cose che ripeto ormai da 18 Sì, sì, anni, però te le chiediamo lo stesso. è che secondo me un fatto del genere non poteva essere stata solo una persona. Secondo me, io vedevo nel mio immaginario la presenza di più persone. Alessio, vuoi fare una domanda a Francesco, visto che così facciamo una triangolazione? Più persone nella esecuzione o più persone in tempi diversi? No, più persone sulla scena del crimine. Quindi che poi non magari necessariamente nella fase fossero brutale, persone che magari non collaboravano magari solo esclusivamente per lo spostamento del corpo, per il trascinamento del corpo. Sì. Quindi questo è importante, perché sennò sarebbe ancora in piedi il concorso. Invece se successiva la presenza, o meglio asimmetrica, nel senso non tutti nello stesso momento, questo lascia in piedi l'attuale, diciamo. Questa è la sensazione, avete presente quando vai in un posto e dici secondo me, mettendo vari puntini su alcune cose che vedi, dici secondo me una cosa del genere non può essere stata una sola persona, qua c'è stata la presenza di più persone.
Soprattutto per spostarla, no, perché comunque tu che insomma penso che ne hai visti insomma di insomma o Sì, omicidi ma o guarda, no, cioè è più pesante una è di- persona inerme, no, da vedi, spostare. ma Eh, scherzi, si raddoppia il peso, guarda, si raddoppia. mh. eh. Allora, cosa succede? Che dopo, vabbè, Francesco va in caserma insieme al brigadiere Pennini e intanto, Alberto Stasi già veniva sentito da 2 marescialli Del, del Rono, giusto? del Rono, sì, sì, Alessia e Pieroni. Mh. sì. Che finiscono Dalle, dalle ore 16, dalle ore 16. allora, che finiscono il primo interrogatorio, mi sembra alle 18:30, una cosa del genere. Se non vado, se non mi 18:30. tradisce la memoria, era alle 19:30. 19:30. Allora, diciamocela tutta adesso. Stasi non è stato creduto da subito, ma anche tu hai avuto qualche dubbio o no? Beh sì, allora vedi cosa c'è. I colleghi del Rono di Pavia, quando sono entrato a salutare tutti, dove c'era la presenza già della Muscio e tutto, Ricordiamo quando, Rosa Muscio era la PM di turno quel sì, giorno della quando, procura di Vigevano. quando io sono entrato a salutare i colleghi che stavano sentendo Stasi, Mh. ho visto che i colleghi non che sbagliavano, però stavano facendo fare un po' troppo stavo facendo raccontare a Stasi tutta la storia, però secondo me mancava di qualcosa, ovvero il fatto di incalzare il test su alcune domande. È per questo che quando loro hanno terminato, io ho chiesto al PM se potevo fargli un paio di domande e la prima domanda che gli ho fatto è che se era entrato e la seconda come aveva visto il volto della povera ragazza. Mh-mh. Ed è lì che lui, quando mi ha risposto, ho visto un volto pulito, chiaro, io lì che gli ho fatto vedere la foto, che nel frattempo era stata scattata proprio dal brigadiere Sì. Pennini, che nel frattempo avevamo portato a sviluppare da un fotografo, e dove vi posso garantire che si poteva definire in qualsiasi altro modo, ma meno che un volto pulito. E quindi? Ma quindi gli ho dato dello stronzo e basta. Io quando sono uscito poi per dire al PM guardi che vorrei procedere, in quel momento è entrata tutta la linea di comando, e mi sembra proprio Cassese nel dire facciamo il punto della situazione, mandò Stasi in sala d'attesa, ma in sala d'attesa nel frattempo erano già giunti i familiari. Sì. E quando è rientrato, secondo me era stato un po' rassicurato. Infatti abbiamo fatto il verbale che poi è durato tutta la notte, però non ci ha permesso di sviluppare nulla. Però poi È dopo tu vero, hai cambiato idea. c'è da dire una cosa, Sì. perché Cassese ribadisce che tra il primo e il secondo verbale ci sono molte più precisazioni nel secondo, però noi non dobbiamo dimenticarci un particolare. I carabinieri che hanno sentito Stasi la prima volta, io non so quanti minuti si siano soffermati in quella casa per potergli fare delle domande precise, a Ecco, differenza di Cassese che è rimasto in quella casa diverse ore. Okay. Per cui sicuramente le domande di Cassese erano molto più precise rispetto a quelle dei due marescialli del Rono di Pavia. Mh-mh. Ma tu poi dopo alla fine hai cambiato idea, cioè, hai capito che lui aveva detto quella cosa perché, di fatto in un primo momento magari era scioccato, Ma non lo guarda, so. mi sono reso conto che poi fondamentalmente Stasi era un bravo Scioccato. ragazzo e secondo me quello che ha fatto Stasi è quello che avrebbe fatto 3/4 di tutti i ragazzi di Garnasco o di città più grosse. Lui secondo me è entrato, si è impanicato da subito, è entrato nel panico subito e la prima cosa che ha fatto, e
e ha preso come punto di riferimento la caserma, la prima cosa quella di chiamare il 118 e nel frattempo portarsi in caserma. Sì, perché lo vedeva un posto sicuro, probabilmente pensava che ci fosse qualcuno in casa. Poi dipende, perché col carattere che ho io, sì. io sarei andato direttamente sul corpo No, e io no. addirittura l'avrei spostata, l'avrei Io no. adagiata in un modo migliore. Io no. Ma io no. Quante altre persone avrebbero agito in questo modo? Alessio, dal punto di vista così dell'inizio delle indagini, tu cosa, ascoltando anche tu l'ennesima volta, perché penso vi siate già incrociati altre volte questo racconto, tu credi che in quel momento già iniziasse un po' questo cortocircuito che adesso racconteremo meglio come va avanti? Io non so se durante quella notte sia mai arrivato il punto in cui diciamo il comandante Martecchio sa benissimo, se si hanno degli indizi bisogna interrompere e dare le garanzie. È vero. No, non è mai successo. Io non lo so, io non lo so. Mi sembra un po' troppo lungo diciamo l'iter però ripeto, se non c'erano, su quello non si può discutere, anche perché i verbali poi si sa che fanno prova fino a querela di falso. L'unica cosa che è questa idea che si fosse di fronte al candidato assassino era, secondo me, abbastanza già presente. Ripeto, se non si arriva a quel punto che noi ormai conosciamo tutti perché ne abbiamo assistito, diciamo, a carico di un'altra persona proprio allo sviluppo quasi cinematografico dell'interruzione del verbale per dargli le garanzie. Ecco, se in quell'occasione non si è arrivati, no. Resta il fatto che comunque era molto lunga quell'attività per essere una sommaria informazione testimoniale, però a naso il candidato era prescelto. Secondo me il candidato era prescelto e già credo che si vociferasse in giro di una bicicletta, se non ricordo male. Questa maledetta bicicletta che ora non c'entra più niente. La signora Bermani è stata sentita nel pomeriggio del 13, non dimentichiamocelo. Sì. E questa benedetta bicicletta che ha creato un vero e proprio disagio investigativo innanzitutto, perché alla fine è diventato il perno su cui giocoforza ha ruotato gran parte della sentenza di condanna, quella che poi avviene però, dobbiamo dirlo, 7 anni dopo. Infatti, perché ricordiamo che viene assolto, con altre indagini che non hanno nulla a che vedere, che potevano, a mio modo di vedere, essere il momento in cui si poteva riconciliare se proprio si era già accorti che le indagini del primo anno e mezzo erano carenti, però ripeto, poi alla fine quando tu ti trovi in corte d'assise al giudice del rinvio, corte d'assise d'appello al giudice del rinvio, la Cassazione ti ha detto quello che devi fare, l'imputato era lui, la Cassazione gli ha detto praticamente dovete condannare. Questa è la prima Cassazione, questo dice, non nascondiamoci dietro un dito. La Cassazione che annulla la soluzione di Stasi, la conferma della soluzione di Stasi, perché era la Corte d'Assise d'Appello, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello che confermava quella del GUP, quello dice con la Cassazione, dovete condannare, trovate il modo, dovete condannare. E quindi quelle indagini integrative 430 che in realtà dovevano servire a integrare eventuali lacune non sono state altro che delle lacune esse stesse, perché c'è tutta la faccenda relativa allo scambio dei pedali, alla stessa consulenza Mattei Narbelli ma Mattei che non è riuscito a trovare di che modello fosse la scarpa, poi tutto d'un tratto riesce a capire che è una Frau 42, Frau 42 a Pallini mai rinvenuta nella disponibilità di Stasi.
che però gli viene appioppata Sì. con una sintesi quasi ologrammatica, siccome aveva avuto delle frau e siccome aveva comprato una scarpa Geos 42, non è, diciamo, del tutto peregrino credere che abbia avuto delle frau 42 a Pallini. Cioè, questo è in sintesi un discorso molto fragile, molto che si sostiene da solo, non ha un sostegno esterno, capito? Cioè, dire che siccome ha avuto una frau in passato, siccome ha avuto una Geus 42, non è del tutto, diciamo, peregrino pensare che abbia avuto una frau 42 che comunque a Pallini, che comunque non ha mai avuto, non è mai stata rintracciata nella disponibilità, quindi non c'è un'evidenza. No. Non c'è un'evidenza. Già siamo a un Mattei che si trova il modello dopo che lui stesso era stato consulente in primo grado e aveva detto che non era possibile risalire alla marca e al numero della scarpa. Poi in appello bis diventa di nuovo consulente insieme a Nardelli, all'ingegnere Nardelli. Trovano sta benedetta tomaia, trovano sta scarpa, trovano sta suola. E allora a quel punto... E adesso dopo 19 anni però questi altri... insomma, dopo 19 anni... Dopo la pausa parleremo della nuova indagine. Senti... il consulente Ghizzoni l'ha severamente... come dire, punita quell'analisi, perché poi non è neanche detto che sia una 42, non è detto che sia una frau. Lo so. Senti, Marchetto, abbiamo 2 minuti prima della pausa, poi dopo torniamo a bomba, diciamo, anche sulla nuova indagine, nuova indagine, perché è importante parlare anche di quello. Ecco, tu poi vieni di fatto esautorato da sta indagine. Sì. Sono stato esautorato e finalmente ho trovato un documento dove è addirittura Cassese che lo conferma in un verbale o metà settembre o fine settembre del 2007. Quindi subito? Sì. Cioè, prima che scoppiasse poi tutta la vicenda della bicicletta, che vabbè, quella è scoppiata poi nel 2012, allora, no? Chiaro, il problema della bicicletta non è un problema la bicicletta, perché il problema della bicicletta non è diventato un problema per un avvocato dopo che ci ho parlato assieme e gli ho praticamente riferito tutte quelle indagini che secondo me sarebbero dovute essere fatte. E che era il 2000? I 13. Figurati. Anche perché proprio adesso, proprio da questo libro che quindi scusami, aspetta, abbiamo un minuto adesso, ma dimmi, ma perché allora ti hanno fatto fuori se ancora non si sapeva niente di sta bicicletta? Non lo so, ma in questo libro scritto da questo avvocato, lui che non ho letto, dice che lui insieme a Cassese i primi giorni di ottobre del 2007 sono andati al magazzino di papà Stasi Nicola e hanno visto appoggiato al bancone del magazzino questa bicicletta nera da donna di proprietà di Stasi Nicola e l'hanno guardata e non hanno fatto niente, ragion per cui viene da pensare che se non hanno fatto niente non era la bicicletta della Bermani, l'ho visto io, non c'entrava un tubo con la bicicletta della Bermani. Ecco. Questa bicicletta è diventata famosa con il processo Stasi bis, ma durante il processo Stasi bis non dimentichiamoci che sono diventati famosi anche altre cose che adesso ne parliamo, eccetera. Allora facciamo un minuto di pausa e ritorniamo su questo. Grazie. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Dal regista Christopher Nolan. Nessuno può impedirmi di tornare a casa. L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland,
Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron. Andiamo! Odissea, dal 16 luglio al cinema. Mi chiamo Peter Parker. Ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man. Stai bene? Sì, stai bene. E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. La mia responsabilità è questa. Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. Sono il vicino della porta accanto. Vicino amichevole. Al cinema. La gente parla di Robin Hood. Racconta le sue imprese. Sono tutte bugie. Bugie che ho raccontato tanto tempo fa. Così che gli sciocchi mi seguissero nell'oscurità. Io sono il fuorilegge, Robin Hood. I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce. Oh no! Che mi sta succedendo? Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere. E per quei ragni che ce la fanno, perdi colpi. È come una sorta di rinascita. Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. Maui, mutaforma. Hai rubato il cuore di Tefiti. Se lo restituirai, sarai un eroe per tutti. Sono tornato. La nostra vita è tutta in noi. Salviamo il mondo. Devi venire con me. Non so se sei il vero Spider-Man, io non vengo con te. Devi fidarti di me. Va bene. Siamo di fronte a un pericolo Lo vuoi proprio fare, Scorpion? Pensi che sia Scorpion? Incontrollabile. Dottor Banner, non sapevo che potesse diventare così grande. Spider-Man Brand New Day. L'app Spidey Tracker ha rilevato Spider-Man nelle vicinanze. Non mi dire, è assurdo. Io non sono uno strano, giuro. Un po' lo è. Al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati e a Giallo Radio Club stiamo facendo un po' il punto sul delitto di Garlasco prima della chiusura, insomma, estiva della trasmissione che riprenderà a settembre, però lo stiamo facendo un po' ripercorrendo dai primi minuti questa indagine che fa acqua, ha fatto un po' acqua da tutte le parti, soprattutto la prima parte dell'indagine. Abbiamo mezz'ora, quindi cerchiamo un po' di snocciolare e poi di dire qualcosa anche magari l'ultima parte sulla nuova indagine, su quelli che sono gli indizi che peserebbero sul nuovo indagato Andrea Sempio. Intanto voglio semplicemente così fare un focus su questa novità che è emersa adesso più che dell'Estate, famoso Estate, sulla cui cannuccia è stato trovato il DNA autosomico di Alberto Stasi, però negativo alla saliva, quindi già abbastanza contraddittorio nell'incidente probatorio. Voi dite: ma chi se ne frega, cioè Alberto Stasi comunque era il fidanzato, sicuramente aveva bevuto l'estate a casa di Chiara, magari la sera prima, non si sa. Il punto è che è un po' controverso il modo del repertamento degli oggetti della cucina e soprattutto della spazzatura, e di questo abbiamo un video che cioè obiettivamente l'abbiamo visto quasi tutti oggi. Se volete lo trovate su tutti i social, c'è il video del repertamento. Fatto questo repertamento ad aprile del 2008, quindi ben 8 mesi dopo il delitto.
dopo che la casa era stata vituperata, perché diciamolo, vituperata da 24 persone in quel giorno e da altre persone anche nei giorni successivi, ricordiamo, poi Marchetto ce lo dirà meglio, del diciamo prelevamento del computer. Ecco, il prelevamento della spazzatura però viene fatto in modo davvero, non lo so, io non so cosa dire di questo video, in modo alquanto discutibile. C'è qualcosa però in questo video che davvero sconcerta, perché si sente, obiettivamente si sente, c'è questo sussurro, l'ex comandante Cassese che dice: "L'estate?" E quello dice: "Sì, magari qui sotto", perché non era nella spazzatura st'estate. Quindi s'estate magari era prima, poi non si sa cosa è successo. Io dico solo non si sa. La cosa che, potrebbe essere divertente se fosse un film con Lino Banfi degli anni '80, ma non è divertente perché si tratta del delitto di una ragazza di 26 anni e veramente non lo so. Cioè io, Marchetto, ti chiedo adesso, come dice Colaprico, non saremo grandi esperti di omicidi, ma tu l'hai visto 'sto video, ma si fa così un repertamento, non so, i sigilli si tolgono così, si mettono così? Ma no, i sigilli quelli non vuol dire niente. Il sigillo di fatto è quella cosa che tu metti sulla porta dell'abitazione, e più che altro serve a dimostrare che i sigilli non vengano rimossi. Sì, ma perché prendere la spazzatura dopo 8 mesi? Non ho capito perché non l'hanno presa il giorno dopo? Allora, io ho sentito vari racconti in merito dicendo che all'epoca non la ritenevano utile ai fini delle indagini. Lo stiamo vedendo per chi ha la come video il video come così. sembrerebbe che la stessa fine siano stati fatti quei famosi 4 cappelli nel lavandino. Sì, famosi, Ovvero, secondo me, adesso parliamoci chiaro, ovvero loro sono operatori, l'indagine viene condotta dal magistrato, ovvero noi possiamo intervenire e se abbiamo eventualmente dei dubbi chiediamo al magistrato, perché comunque quindi praticamente è stato il magistrato che non l'ha ritenuto è importante. sua. Ah, okay. Vabbè. Io vedo tante anomalie, ma soprattutto, per carità, se fosse vero quello che racconta Grimaldi. No, ma si sente la voce che dice l'estate, cioè si sente proprio. Sì, quello sì, quello sì, e sembra proprio una domanda. Ma più che la risposta, quello che a me ha colpito fin da subito è il brick, che non corrisponde di fatto ai brick presenti all'interno del frigo. No. E che tra l'altro ricordiamo arriva dopo un'intercettazione a casa Stasi in cui la mamma dice al figlio: "Ma cos'è quella cosa lì, quel bicchiere in bagno?" E lui dice: "Ah beh, sarà l'estate", perché magari a lui piaceva l'estate e d'estate se lo portava in bagno anche. Poi sai come sono i ragazzi disordinati, lo dimentica in bagno. Dopo quell'intercettazione loro, sono andati a casa di Stasi? Non si sa. Chi può dirlo? Però, cioè, ma è possibile sta cosa? Allora, il tavolo strapulito, che invece sappiamo il giorno del delitto non era strapulito, c'era anche una cerata sopra. Qui non c'è niente, non c'è il tappetino più. Poi prendono la busta della spazzatura della casa per isolare poi la spazzatura da mettere nelle bustine lì. Ma è normale una cosa del genere? Non so, si fa? Cioè è una roba normale? Ma no, ma allora se fossero stati dei tecnici così magari avrebbero usato altro genere di materiale per repertare quello. E perché sono andati loro e non i RIS? Io non ho capito questa cosa. Appunto, come mai sono andati loro e non sono andati i RIS? Anche perché, stando a una logica, tutto quello che viene repertato poi doveva essere trasmesso ai RIS. Ragion per cui perché allora non mettersi d'accordo con i RIS, far venire giù i RIS e far fare il repertamento direttamente dai RIS, che praticamente sono i nostri specializzati. Allora, al di là di tutti questi errori ed orrori, perché ce ne sono stati tantissimi, Alessio, tra cui quello secondo me
il padre di tutti gli orrori, che è stato il proprio il cancellare l'alibi di Stasi, ma anche il non considerare interessante il computer di Chiara, che invece oggi vediamo essere la cosa più Ma tu sei interessante. convinta? No, non Perché sono convinta. No, ecco. formalmente ritenerlo non interessante. Ma secondo me quel In computer realtà lì sappiamo stato che viene preso da San Giuliano e Cassese senza verbale il giorno dopo del delitto, quindi forse No, con importante un era, verbale non so. incompleto, non è che è stato preso senza un verbale. In quel verbale Sì, non si mancano 3 dice che passaggi. Il primo l'autorizzazione del PM, sì. la seconda la rimozione dei sigilli dici poco. e per ultimo su quel verbale c'è scritto l'orario in cui viene fatto il verbale, ma non c'è sul verbale L'orario in cui viene preso in cui il è computer. stato prelevato il computer. Alessio, allora. È una presa d'atto, praticamente è una presa d'atto. Ci prendiamo in mano il computer e lo diciamo a quest'ora, in questo momento, in questo luogo. Ecco, Alessio, per tutti questi errori ed orrori che non sappiamo se poi alla fine tutti hanno pregiudicato l'esito, perché poi di fatto lui è stato assolto in primo e secondo grado, vabbè, ma comunque sono stati fatti. Cioè la gente si chiede, io te lo chiedo perché solo tu puoi rispondere, ma pagherà mai qualcuno, eventualmente si riuscisse a trovare una connessione magari con l'inchiesta? Poi ricordiamo che Sempi è stato già indagato nel 2016-2017. Ma guarda, collegamenti tra quello che è successo nel 2016-2017 e il 2007-2009 sono molto labili. Perché 2016-2017 l'unico collegamento è De Stefano, viene chiamato De Stefano fondamentalmente a SIC. De Stefano, ricordiamo che è genetista, il perito della Corte d'Assise Appello Bis, il perito incaricato di più cose, tra cui quello dell'analisi del DNA di margini unguali. Di collegamenti a livello di indagini, anche perché quello del 2016-2017 chiamarle indagini è un insulto al buon senso, ce ne sono davvero pochi. Quello che c'è sempre stato dal 2016 in poi è la convinzione che in questo caso non si doveva mai riaprire. Su quello io sono certo. Basta anche vedere i provvedimenti del GIP Carlastelli che nega la reiscrizione di Sempio nel registro degli indagati nel 2024, tanto da poi dover ricorrere in Cassazione. Che dà un vero e proprio sganazione da un punto di vista, diciamo, provvedimentale al GIP, perché parla di provvedimento abnorme. Quindi in questo caso non doveva mai più essere riaperto, e questo ci fa pensare che tutto quello che poi è uscito dalla riapertura, che è protocollo, che è stata, diciamo, la Cassazione ha costretto il GIP a fare, tutto quello che è uscito dopo ci fa pensare il perché non si doveva mai più mettere mano a questa cicola. È quasi plastico, viene fuori quasi in 3D questa cosa. Non dovete toccare quell'inchiesta, è morta lì, è successo, c'è stata la condanna, per un anno abbiamo sentito sempre la solita tiritera. E quindi tutto quello che è intervenuto, ivi compresi i provvedimenti del GIP, che non voleva la restrizione di Andrea Sempio, era nel solco di non dover mai più mettere mano a quel pasticcio. Il fil rouge però io lo vedo, non so voi, io vedo questo fil rouge che è proprio il computer, cioè nel senso, nell'elenco delle persone che frequentavano la casa, quindi siamo nel 2007, nell'immediatezza dei fatti, non vengono messi questi amici del fratello di Chiara che frequentavano la casa e il computer, e che oggi 2025 sono più che al centro. 2008 è quel famoso verbale controverso per cui adesso troviamo indagato per false dichiarazioni al PM, e quindi con procedimento congelato in attesa dell'eventuale primo processo
a Sempio addirittura il colonnello Cassese. Quindi io vedo un fil rouge invece. Sarò io malata, Marchetto? No, guarda, sai cosa vedo io Mm. con la riapertura di questo processo? Io vedo che tutti prendono parte affinché Stasi non venga tolto dalla scena. Però io questa gente qua li posso anche capire, perché se Stasi viene tolto definitivamente dalla scena, secondo me questa nuova procura dimostrerà la presenza di Sempio e secondo me di qualcun altro. E secondo me la preoccupazione di tutti questi signori non sono per Sempio, sono per qualcun altro. Beh, per se stessi magari, no? No, No? qua il bene da tutelare è molto più alto. Sei criptico. Sì. Senti Alessio, tu invece che idea ti sei fatto? Non ho ragione, insomma, a trovare un fil rouge in questa... indagine è quella, nell'interrogatorio a Sempio viene fatto un leggero passaggio sul computer, sì. Perché gli viene chiesto perché frequentavi la casa e lui dice perché andavamo a giocare al computer, quando è stato l'ultima volta, 3-4 giorni prima di intervento. Poi forse nei provvedimenti, sia nella richiesta di archiviazione che nell'archiviazione stessa, c'è un altro leggero passaggio dove si dice che comunque il computer era quasi escluso da qualsiasi tipo di... Poi abbiamo questa nuova indagine che per un anno ci ha portato in giro a fare tutte le ipotesi di PA possibili, tutti gli scenari possibili e immaginabili. Poi a un certo punto, nelle vacanze di Natale, scopriamo che c'è il computer della vittima. Cioè praticamente ci hanno tenuto a terra, non ci hanno mai fatto salire quelle scale. Poi a un certo punto si scopre che c'è il computer della vittima e di lì parte a una campagna per riportare l'attenzione sul computer di Stasi, ve lo ricordate, no? La famosa cartella militare, perché serviva a togliere l'attenzione sempre dal computer della vittima. Nel frattempo c'è la consulenza dal Checco, che tutti credevano fosse molto più ampia, ma in realtà lo era molto meno. Però ecco, per un anno noi non abbiamo mai potuto esercitarci su quel computer. Adesso qualcuno comincia già a metterci le mani e vedremo cosa ne viene fuori. Però ecco, il collegamento con il capo di imputazione, che poi sarebbe quello che abbiamo visto tutti, riguarda semplicemente il famoso video. Certo. Beh, però il computer c'entra in qualche modo. Sì, c'entra, però il collegamento vero e proprio è solo riguardo il transito di quel famoso video, il 1 maggio si chiama. Allora, dobbiamo fare anche dei collegamenti inferenziali che abbiano utilità ai fini del processo, e poi il resto certo. passerà fuori di tutto da lì, prima o poi certo. Dicevi Marchetto, poi vi voglio fare l'ultima domanda. Che nell'indagine 2007 era già stato tutto scritto, c'era solo da prendere delle persone che sapessero leggere. Lo so. Questo è il colmo, perché i 3 e 4 verbali che andiamo a prendere adesso, che sono stati fatti nel 2008 da Cassese, Sempio e gli amici, i verbali sono stati fatti nel 2008, solo adesso si sono accorti di queste anomalie. All'epoca, anche se qualcuno le avesse lette, non ha detto nulla. Beh, poi insomma c'è tutta la parte della presunta corruzione in atti giudiziari che pende a Brescia, di cui ancora non sappiamo molto, e che riguarda comunque ufficiali di polizia giudiziaria della Procura di Pavia diciamo alle dipendenze di Mario Venditti, e quindi non più insomma della seconda inchiesta, della prima inchiesta Sempio, ma quella è un'altra storia. Certo, quella è un'altra storia. Allora, l'ultima domanda che voglio fare a tutte e due uguale, quindi prima avete 10 minuti perché poi purtroppo la radio ha questi tempi, non abbiamo i tempi di YouTube, abbiamo i tempi della radio.
Allora, l'ultima domanda è questa. La faccio prima ad Alessio e poi a Marchetto. Allora, Alessio, ricordiamo un attimo gli indizi dell'accusa nei confronti di Sempio e quanto reggeranno secondo te? Perché c'è gente ancora che continua a dire non c'è niente, non c'è niente. Sì, sappiamo chi sono queste persone. No, sappiamo... anche non lo sa, anche oggi un mio collega, ho incontrato un collega, stessa cosa. Sì, va bene, va bene. Allora, c'è il famoso alibi mendace, ecco. cioè lo scontrino e non tanto la fattibilità materiale dello stesso, quanto l'idoneità a costituire un alibi, che evidentemente regge poco anche alla luce non solo delle attività investigative, ma soprattutto del processo mediatico, che è quello che veramente sta dando dei colpi severi a questo alibi mendace. Paradossalmente. È vero, è vero. Sono loro che portano, si contraddicono i protagonisti in televisione, non siamo noi. Sì. Poi ci sono tutta una serie di evidenze venute fuori dall'incidente probatorio, la consulenza Cattaneo che collega sia le evidenze dell'incidente probatorio con le misurazioni antropometriche, con una sorta di collegamento fra l'impronta 33 e l'impronta di Sola Pallini, e quindi la rivelazione, che poi è stato il primo squarcio del silenzio, quello relativo all'ipotesi che la vittima si sia difesa. Questa è la novità. Questo è un nuova del tutto imprevisto, e da lì anche sono scattate delle reazioni quasi violente all'ipotesi stessa, e non si capisce perché se tu ritieni che l'impronta 33 non è la tua, il DNA non è il tuo, l'impronta Pallini non è la tua, perché devi metterti a discutere se la vittima si sia difesa o no? Dovresti essere indifferente a questo genere di... È vero. E invece no, forse perché quell'elemento collega più elementi ancora, e loro forse sanno che nelle corti d'assise un po' si ragiona anche, e quindi possono magari presumere che se si sia difesa, se il DNA è in quella posizione, perché sia stato, come dire, captato nell'azione di difendersi passivamente, questo lo dobbiamo dire. Certo, passivamente, sì. Salvo un leggero passaggio di un qualche scalciare, che anche lì viene molto osteggiato, e non si capisce anche lì perché. Sottovalutato. Io non capisco perché se non è lui, e noi vogliamo pure credere, perché comunque osteggiare l'accertamento della verità rispetto al fatto che la vittima si sia potuta difendere. Questo è inconcepibile. Poi ci sono tutta una serie di passaggi negli indizi relativi all'indagine di Brescia, le famose fotografie captate alla vigilia di Natale del 2016, non lo dimentichiamo, come siano finite nella disponibilità di un ufficiale di PG che penso non avesse nessun collegamento funzionale con l'inchiesta all'epoca, e di conseguenza non poteva averle, addirittura scattate in un santuario che potrebbe essere quello di un ufficio di un pubblico ministero, addirittura un PM aggiunto. Vabbè, quello è allucinante, quella storia lì. Poi anche l'attività di intelligence che c'è dietro, sì. satellitare, guarda che è tanta roba, quelli che dicono che non c'è niente, fatele voi quelle inchieste, riuscite a capire come mai delle fotografie sono nel telefono di un ufficiale del PC che non c'entra nulla con l'inchiesta, e si riesce addirittura a geolocalizzare le fotografie. Allora vuol dire, buttiamo all'aria, per salvare Sempio, buttiamo all'aria interi reparti specializzati che fanno cose di eccellenza, che possono servire a tutti quanti noi, anche in battaglie molto più cruente, quale la lotta alla mafia. Allora buttiamo via tutto perché dobbiamo salvare il soldato Ryan. Per esempio si salverà in un processo, su questo lo dobbiamo garantire, tutto deve essere garantito. Certo. Ma non è che dobbiamo buttare all'aria reparti specializzati perché dobbiamo salvare chi? Non dobbiamo salvare nessuno, dobbiamo salvare la verità. È la verità che va salvata questa volta, mi dispiace. Vero. Marchetto, tu invece come la vedi? Allora, allo stato attuale
comunque ci sono più indizi di colpevolezza nei confronti di Sempio che all'epoca prove e non prove nei confronti di Stasi. Però secondo me dobbiamo aspettare, avere il buon senso di aspettare e rifare questa domanda alla fine, il 28 di settembre, perché secondo me questa nuova procura di Pavia ci sta tenendo in caldo ancora qualcosa. L'abbiamo visto, insomma, come agiscono, molto silenziosamente. Molto silenziosamente, ma soprattutto hanno un sistema investigativo veramente in gamba. E sai secondo me perché? Perché loro sanno chi si trovano di fronte. E ti posso garantire che non parlo solo di Sempio. Ok. Mannaggia, come criptico Marchetto. Senti, tu sei stato anche attaccato, ma sei stato anche, possiamo dire, cioè hai subito dei danneggiamenti strani, degli avvertimenti strani. Anche abbiamo pubblicato su Giallo anche dei messaggi che ti vedevano protagonista, insomma, di un certo giro di persone che non volevano che tu parlassi. Di me, ma Sì, non potevano venirmelo a chiedere invece di agire in questo. Ma io penso che in questo momento ad Arlasco c'è qualche famiglia che a me mi odia in modo particolare. Sì, beh, quello è poco ma sicuro, guarda. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Guarda, ce ne faremo una ragione. Ritorneremo in argomento dopo settembre, dopo la fine di settembre. Alessio, proprio 2 battute. Allora, intanto stiamo aspettando anche questa consulenza personologica del professor Catanesi su Andrea Sempio. Psichiatra, scusami. Dimmi quanto può essere importante questo ultimo tassello. Intanto riusciranno a portare in dibattimento tutta una serie di elementi, ivi compreso una sorta di interrogatorio non verbale, quindi con risposte non verbali, e quello non sarà poco. Con la materia psichiatrica magari riusciranno a portare qualcosa che prima non era possibile, e comunque finisce tutto nel fascicolo, non scherziamo su questo. Poi alla fine le cose che ci scrivono si leggono anche, i giudici le leggeranno. Qui noi sì riteniamo che tutto deve essere fatto nel dibattimento, ma attenzione, l'intimo convincimento, il libero convincimento del giudice lo sa solo lui come se lo formerà. Certo. Troverà solo il modo di motivarlo, ma come si verrà formato noi non potremo mai sapere. Infatti, non è detto che leggendo qua, devo vedere che devo passare per quello che non ha visto l'albero nella foresta. Non credo, nessuno vorrà passare, io compreso la dottoressa Nanni, e secondo me. Ecco perché infatti l'ultima battuta, un minuto, pende questa revisione. Ecco. Questa revisione, oggi ho trattato per esempio un argomento molto tecnologico, legato all'avanzamento tecnologico, che potrebbe portare anche dei dati vecchi con l'avanzamento tecnologico a fornire delle nuove risultanze utili per la revisione. Questo per esempio c'è una sentenza che ho letto oggi. Perché c'è da una parte Sempio, dall'altra c'è Stasi, che è vero che sta godendo degli ultimi anni di detenzione da semilibero, ma che si è sempre battuto dal primo giorno per revisionare questo processo così traballante. Sì, è vero, Marchetto siamo sicuri che il buon procuratore capo di Pavia sia andato a parlare con la Nanni per la revisione di Stasi? Perché io ho molti dubbi in proposito. No, hanno parlato di altro, hanno parlato anche bravissimo, di un clima, di un vulnus, all'amministrazione della giustizia. No, su questo sono e il clima c'era strano, ve lo dico pure io. Lì c'è un vero proprio insulto all'amministrazione della giustizia in quella bravo. ambiente.
assolutamente sì. Sentite, Queste grazie cose davvero. non le perdonano, lo posso assicurare, No. non le perdonano. E infatti Alessio conosce anche bene il meccanismo e anche i magistrati della Procura Generale di Milano, quindi crediamogli se ci dice queste cose, e mi fido anche di Marchetto che comunque che se ne dica un po' di esperienza più sicuramente di me o di chi ne ha. Insomma, adesso vi saluto perché vi do, insomma, a tutti e due proseguimento di vacanze per chi è già in vacanza, o comunque buone vacanze o non buone vacanze, magari con Marchetto, anzi con Marchetto sicuramente ci vedremo, perché io sono qui e voglio venire giù per l'anniversario, o comunque il 10, adesso vediamo, comunque mi farò vedere, ci vedremo, e ricorderemo Chiara, perché è lei che dobbiamo ricordare, ed è per Chiara che il procuratore Napoleone, il procuratore Civardi e le aggiunte De Stefano e Rizza e i carabinieri di Milano Moscova e tantissima altra gente, tutti i consulenti stanno facendo questa battaglia per la verità, e per lei, Brava. e solo per Brava. lei. Grazie Brava. ad entrambi e buona estate Grazie a a tutti. voi, buona serata avvocato. Salve. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.